Buonasera, ben chiatazza a Gnovis. Decime prime di emergenze fugs in Friul, Vignesi e Giulie, cui Fugaronska continuino a brusare per vie dall'Aiar e dal Sec. Il fug sul Chiar, salat in devanta a brusare per tutte le gnotti, in te zone tra San Michele di Savogna e De Vettacchi, anche se cence vanzà versi centri abitati. In te zone di Pordenon, voi pontaz su Frisandula, che il fug però è sotto controllo. Ha sotto controllo il FUC anche sulla Grande Monti, in comune di Taipane. Di queste mattine operi in due canadere, 3 elicotters, con la spiete per altri 2 canadera. È stato completato invece il bypass del Valresie per permettere un passaggio più sicuro ai macchine. Il SEC al mette in zenoglon l'agricoltura dal Friul, Vignesi e Giulie. Gli primis stimis di Confcooperative a Fevelin di une colade dal 40% des racqueltis in tal settore cerealicul e dal 20% in tal settore vitivinicul. E preoccupa anche la richiadude dal rialcio dal presi di energie sul resto de filiere che al podares ridusi anche modi plui il margin pai agricoltors e fa cresci i presits pal consumador. Plui ridot, secondo Confcooperative, il dam in tal settore des pomis, con tune perdite dal 15% de racquelte. La polizia ferroviaria di Genue e il personale delle squadre mobili di Vignesi hanno arrestato in Liguria un cittadino albanese di 36 anni condannata di Sainz di reclusione per una violenza sessuale su un minore succedute in talità dal 2018 in un paese de Chiarnie. L'uomo, irregolare in Italia, all'era ciruta a livello internazionale de Interpol. Ha impestato in maniere violente un coetaneo per rubare il cellulare danzi a fuide a arrivate delle polizie locali. Gli sguardi, in collaborazione con i colleghi di Trieste, hanno identificato e messo di distanza dal fatto 3 giovani che hanno aggredito un altro adolescente, duce de capitale regionale a Lignano. La vittima è ieri da ora tornata a casa a Pit, quando un giovane si è svicinato e ha chiappato il cellulare. Dopo un inseguimento, il primo è ieri arrivata a imparonarsi dal telefonuto, ma l'aggressore si è rinzontato 2 complici che hanno malmenato il fantaciut, procuranti fin un trauma cranico. Una femmina di 48 anni di Ciopule è stata chiappata sotto di un automobilista Cusan intanto che era insieme a sue biciclette. La femmina palimpatta è finita a diversi metri di distanza, battendo in maniere violente al terreno. In condizioni serie è stata soccorruta dal personale del 118 e è stata trasportata a Udin. A chiappare sotto un uomo di 40 anni di San V dal Tilimento. E a son siete le vittime dal Covid-19 in Friul, Vignesi e Giulie in tessultimi 24 ore, 4 in provincia di Pordenone, 1 a Udine e 2 a Trieste. 3 sono i pazienti ospedalizzati in stessaris medicis, intanto che 7 persone sono in terapie intensive. Su 7.029 tampons tra molecolari e antigenici sono stati individuati 1.304 nuovi casi positivi. Taccam di domani e per i prossimi 4 sabidi, autovie venete e previsto un traffico sulla rete autostradale di Bolin Neri, con traffico critico di verso le località di mare turistiche. A Dilu e la stessa società concessionarie che sul calendario ha individuato anche dati di Bolin Ross. In particolare, gli dati critici saranno sabide ai 30 di lui
e sabide ai 6 di agosto per l'esodi e sabide ai vinchie 7 pal quintri esodi. Attenzione anche al fin di settimana di Madonna di agosto e al prim di settembre, une giornate singole di bolin neri. Ha displeato il direttore di Autovie Venete, Davide Sartelli, al comporta l'impegno di 200 persone su tutta la rete, cui traffic che hanno passati da prime de pandemie. Spilimberg ha ospitato al Teatro Miotto l'inquintri annuale dall'Ente Friuli nel mondo, con ospiti di ogni parte del mondo. 140 i fogolars collegati in streaming in gracis di Telefriuli. La celebrazione ha coinciduto col centenario delle scuole mosaichiste dal Friuli, tanto che sul palco si sono alternati momenti dedicati a storie di migrazione e che dedicati a storie dal mosaico. Da Urman, dopo la cerimonia al teatro, è stata screata la mostra Mosaics e Mosaics. A accompagnare tanti rappresentanti dai fogolars di tutto il mondo, il presidente dell'Ente Friuli nel mondo, Loris Basso. Sintinglu. La convegna è un punto importante per Ciatassi. Dopo 2 anni che non abbiamo potuto farlo in presenza, chi sta in Ciatinca a Spilimberg, un'occasione importante che nos dà la scuola mosaicisti dal Friuli, ringrazio il suo presidente Lovison, per i 100 anni di storia di queste scuole che rappresenta l'emigrazione dei nostri artigiani, uomini e femmine, pleni di volontà, di voi e di fa che sono emigrati, quindi non solo scampellins, terrazziers, mosaicisti, ma sono anche i marangoni, i elettriceschi che hanno costruito chasis e grattacelos. Qui vengono proprio qui dal Canada, no? Che ieri abbiamo avuto il modo di incontrare in occasione dai 40 anni, da prima volta che loro sono venuti in talor convegno dai furlans emigrati in Canada, lì che vengono restituito, restaurato il totem alla città di Udine. Quindi ringrazio il Comune di Udine, la Fondazione Friuli, Confartigianato, Confindustria che ogni anno nos sostengono la regione non dimentichiamo, che nos sostengono per programmare tutte le iniziative con le quali noi vendiamo coinvolti soprattutto i giovani, i figli di chi furlans che dal secolo stato sono là a Torpa al mondo, le seconde, le terze, le quarti generazioni e quindi tornare a farci vedere il valore che hanno avuto i loro genitori e fa conoscere i loro radris, che è il lavoro che noi come Ente Friuli nel mondo va rendi fatto al prossimo futuro. E allora sentiamo anche il sindaco di Spilimberg, Enrico Sarcinelli. Spilimberg è per qualche ora la capitale dell'emigrazione e i migranti che sono arrivati veramente da tutto il mondo. Da tutto il mondo, un grande onore, un bienvenuto a loro, che stanno insomma anche in occasione del centenario della scuola di mosaico di Spilimberg, questo evento dell'Ente Friuli nel mondo, i nostri fogolars in tutto il mondo attorno in tal nostri Friuli come tanti in fa sono gius. Alla stessa maniera i nostri mosaicisti sono gius pal mondo una volta, adesso dall'estero vengono in Friuli che a Spilimberg a imparare questa grande arte e poi attorno a portarla al loro paese, una gran metafora di cui si sono orgogliosi. E alle dut anche parus novis al torne lunis, sempre alis nuv mancul vinc. Buone serate, mandi.